Buonasera, eccoci ancora insieme con questo studio che ci accompagna, il libro dei Proverbi. Siamo al capitolo 27, un capitolo che al solito ci informa con le parole di Salomone, che è l'autore di molte di queste pagine, con la parola che naturalmente proviene dallo Spirito Santo, che è attivo non soltanto nelle pagine del Nuovo Testamento si legge questa attività dello Spirito Santo, ma anche nelle pagine del Vecchio Testamento, e con le pagine dello Spirito Santo, appunto, ecco che la parola ci spiega molte situazioni e ci induce a fare molte riflessioni. Qui si parla di come ognuno di noi deve essere responsabile verso se stessi, verso se stesso e verso gli altri, e come non ci si deve inorgoglire, ma del resto si dice anche come ogni uomo può essere forgiato dalla parola di Dio e ci ammonisce sulle ricchezze. Questo è in estrema sintesi quello che dice il capitolo 27, sono le parole mie e naturalmente le parole mie sono molte più incomplete e semplificative rispetto alla forza, alla potenza della parola che vado immediatamente a leggere. Non ti vantare del domani, poiché non sai quel che un giorno possa produrre. Altri ti lodi, non la tua bocca. Un estraneo, non le tue labbra. La pietra è grave, la sabbia è pesante, ma l'irritazione dello stolto pesa più dell'uno e dell'altra. L'ira è crudele e la collera impetuosa, ma chi può resistere alla gelosia? Meglio riprensione aperta che amore nascosto. Chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi è sazio calpesta il favo di miele, ma per chi ha fame ogni cosa amara è dolce. Come l'uccello che va peregrinando lontano dal nido, così è l'uomo che va peregrinando lontano da casa. L'olio e il profumo rallegrano il cuore, così la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Non abbandonare il tuo amico, né l'amico di tuo padre, e non andare in casa del tuo fratello nel giorno della tua sventura. Una persona a te vicina vale più di un fratello lontano. Figlio mio, sii saggio e rallegrami il cuore, così potrò rispondere a chi mi offende. L'uomo accorto vede il male e si mette a riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze. Prendigli il vestito poiché ha fatto cauzione per altri, fatti dare dei pegni poiché si è reso garante di stranieri. Chi benedice il prossimo ad alta voce, di buon mattino, sarà considerato come se lo maledicesse. Un gocciolare continuo in giorno di gran pioggia e una donna rissosa sono cose che si somigliano. Chi la vuol trattenere il vento e stringere l'olio nella sua destra. Il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Chi ha cura del fico ne mangerà il frutto e chi veglia sul suo padrone sarà onorato. Come il viso si riflette nell'acqua, così il cuore dell'uomo si riflette nell'uomo. Il soggiorno dei morti e l'abisso sono insaziabili e insaziabili sono gli occhi degli uomini. Il crogiuolo è per l'argento e il fornello per l'oro e l'uomo è provato dalla bocca di chi lo loda. Anche se tu pestassi lo stolto in un mortaio in mezzo al grano con il pestello, la sua follia non lo lascerebbe. Guarda di conoscere bene
lo stato delle tue pecore, abbi cura della tua mandria, perché le ricchezze non durano sempre e neanche una corona dura di epoca in epoca. Quando è tolto il fieno, subito rispunta l'erbetta fresca. Le erbe dei monti sono raccolte. Gli agnelli ti danno da vestire, i becchi di che comprarti un campo, il latte delle capre basta a nutrire te, a nutrire la tua famiglia e far vivere le tue serve. Sono tanti pensieri diversi che esprimono una variegata sapienza. Io ho trovato un collegamento tra il versetto 1, il versetto 24, il versetto 26 e il versetto 27. Ve li voglio riproporre. Non ti vantare del domani, poiché non sai quel che un giorno possa produrre. E vado direttamente al 26 e al 27. Gli agnelli ti danno da vestire, i becchi di che comprarti un campo, il latte delle capre basta a nutrire te, a nutrire la tua famiglia, a far vivere le tue serve. Quindi non preoccuparti del domani, perché il Signore provvederà al tuo domani. E questo non vuol dire che devi buttare tutto via, non devi avere cura delle cose, anzi devi avere cura delle tue pecore, dei tuoi agnelli, quelli che ti danno a vestire. Devi sapere che potrai comprare un campo, che potrai nutrire, che dovrai nutrire la famiglia, ma non ti vantare del domani. Non ti vantare del domani non vuol dire, non vantarsi, dire io sono bello, io sono bravo, io sono buono. Vuol dire non attenderti troppo dal domani, perché il domani potrebbe riservare delle sorprese e soprattutto il domani è nelle mani del Signore. Questa sembra una parola, un'espressione particolarmente adatta nei confronti di persone che sono troppo inclini alla ricerca della salute economica. E questa ricerca della salute economica può condurre anche all'avarizia, laddove avarizia non significa necessariamente non voler dare agli altri, ma l'avarizia qui va intesa come il voler possedere sempre di più. Allora io vi voglio raccontare la storia di un uomo avaro, basandomi sulla parola del Signore e andando a cercare un brano dell'Evangelista Luca, è il capitolo 12, i versetti sono tra il 13 e il 21. Io penso che sia abbastanza diffusa questa storia, abbastanza conosciuta, che richiama appunto il ricco stolto. Ora uno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Poi disse loro: state attenti a guardarvi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola. Ecco, questo è il nucleo vitale di questa parte del racconto. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente ed egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato di chi sarà, così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Ora, noi sappiamo bene che in un tempo storico come il nostro, soprattutto chi ha realtà imprenditoriali da portare avanti, deve progettare, deve programmare e deve organizzare il suo futuro.
ma organizzare il futuro senza Dio porta a questa risposta. Domani tu morirai, domani non morirai forse, noi non sappiamo perché la vita è nella mano di Dio, però un giorno tutti noi siamo destinati alla morte, a meno che non ritorni il Signore prima, ma questo è un altro discorso che non possiamo fare in questo contesto. In ogni caso la morte è un programma di fronte al quale ci dobbiamo trovare. Ma nel momento in cui noi pensiamo a questo, non dobbiamo dimenticare che la nostra vita deve essere progettata, organizzata e deve essere pensata come se il domani e il dopodomani fossero molto più vicini di quelli che sono. E quindi è giusto anche fare delle progettazioni a lungo termine, ma la progettazione a lungo termine non deve essere un accumulo di tesori. Chi accumula crede di essere ricco, ma non lo è. Ecco, in questo senso io penso che si possa leggere questo capitolo e soprattutto questo collegamento tra il versetto 1 di questo capitolo 27 di Proverbi, il 24, 26 e 27, se vogliamo anche questo richiamo a Luca, capitolo 12, i versetti da 13 a 21, quelli che abbiamo letto e che ci inducono a capire che la prima cosa, il primo nostro investimento di tempo, di risorse anche mentali, deve essere nei confronti di Dio. Vorrei ritornare sul brano d'origine, quindi su Proverbi 27, e farvi vedere un'altra cosa che mi sembra di avere scoperto, sulla quale ognuno di voi poi nella fase che seguirà potrà dire la sua. Chi non ci sarà può pensarlo se ascolta a casa sua. Meglio riprensione aperta che amore nascosto. Mi sembra molto interessante questo brano, perché noi siamo una civiltà qualche volta molto educata, e qualche volta essere educati e sensibili, attenti, si confonde con l'ipocrisia. L'ipocrisia, meglio una riprensione aperta che amore nascosto. Allora, amore nascosto, io ti amo e ti dico e prego, per esempio, perché tu non faccia del male. Però io vedo il tuo male e allora, siccome io ti vedo il male che fai, devo avere il coraggio di riprenderti. Faccio un esempio che non riguarda nessuno di questa comunità e quindi non offende nessuno. Se io vedo qualcuno di questa comunità rubare al supermercato, devo avere il coraggio di dire: tu stai facendo una cosa scorretta, non la fare. È la scelta sua poi farla o non farla. Però devo essere convinto che quell'azione sia veramente scorretta. Perché non posso dire a una persona, non posso esprimere con una persona un convincimento che non ho. Quindi la riprensione deve essere aperta. Io ti dico, guardate, così non va. Ti dico, non è opportuno questo comportamento, però dopo il tuo comportamento deve essere il risultato della tua maturazione sull'avvenimento in questione. La parola dice di riprendere apertamente, senza ipocrisia, e questo è un atto del quale noi siamo un po' tutti responsabili. E tutti noi che siamo responsabili di quello che succede nell'ambito di una comunità dobbiamo anche avere il coraggio di dire: guarda, questa cosa qui non va bene, no? Facciamo altri esempi o li lasciamo qui? Li lasciamo qui. E mi rendo conto di non essere stato abbastanza aperto, altrimenti avrei dovuto parlare dei telefonini usati in sala, va bene? Mi fermo? O vado avanti? Quanto è importante, io chiedo a voi che siete qui dentro, che vengano ripresi coloro che usano il telefonino in sala. Allora io dico, riprensione aperta.
devo stare attento anche di non offendere la tua suscettibilità e devo dirti, ok, va bene, ti annoio proprio così tanto quando parlo che non mi segui mai, che leggi il telefonino. Salvatore, che è uno che non legge mai il telefonino, sorride perché sta pensando a quel che sto pensando anch'io. Va bene. Allora, capite? Però in realtà la riprensione aperta è una cosa che mi mette molto in crisi, perché io dico, mamma mia, siamo adulti, come faccio a dirti? Giuliana, chiudi il telefonino. Giuliana è un'altra che non usa mai il telefonino. Come faccio a dirle? Giuliana, chiudi il telefonino. A mia moglie potrei dirlo, più facile, come potrei dirlo a altri. Allora, questa è la riprensione aperta. Mi mette molto in crisi, perché non so veramente qualche volta come fare. Salvatore, mi hai capito e sai a cosa sto pensando. Va bene. Andiamo avanti e la riprensione aperta è questa. Andiamo al versetto 7 invece, che c'è un altro passo che mi aiuta a ripensare alla potenza della parola. Chi è sazio calpesta il favo di miele, ma per chi ha fame ogni cosa amara è dolce. E quante volte ci siamo detti e poi alla fine è funzionata. Quando facciamo l'agape insieme non buttiamo via il cibo. E è funzionata, tant'è vero che le nostre signore si dividono il cibo. Non bisogna essere troppo sazi mai, però chi è troppo sazio sottovaluta quello che ha tante volte. Io ho conosciuto persone fuori dall'ambito della nostra comunità che sono sempre scontente, hanno molto, e c'è un amico mio che ha 5 macchine, e il fatto che non funzioni una delle 5 macchine lo mette in una crisi terribile che lo fa innervosire da morire. Ma dico io, ma ti rendi conto che hai tante cose? Allora, la parola vale per tutti. Chi ha tanto è portato a sottovalutare quello che ha. Invece chi ha poco cerca di valorizzare anche quel poco che ha. E cerchiamo tutti di valorizzare quel poco che abbiamo o quel tanto che abbiamo senza calpestare il favo, senza sprecare, ecco, diciamo. Ho fatto alcuni esempi che possono chiarire, ma soprattutto sono esempi che mi vengono in mente nel momento in cui io leggo la parola. Io ho letto questo capitolo diverse volte e ogni volta che lo leggo mi dice cose diverse, tra le quali queste cose che io spero siano degli esempi per noi tutti che ascoltiamo in questa direzione. Un altro passo che mi colpisce è questo: non abbandonare il tuo amico né l'amico di tuo padre. Allora, non abbandonare il tuo amico è opportuno. Non è scritto non abbandonare il fratello di chiesa in questo contesto, è scritto non abbandonare l'amico. Quindi il tuo amico, quello che tu consideri amico, anche necessariamente non deve essere un credente in Gesù Cristo, può essere un amico anche se non è credente in Gesù Cristo, non va abbandonato. E questo non abbandonare, questo rafforzativo, non abbandonare l'amico di tuo padre, mi sembra quasi che mi dica, guarda che ognuno di noi ha una piccola eredità da conservare, e la piccola eredità è anche l'amicizia, è anche la conoscenza, la vicinanza, e anche questa è una parola che mi parla, che mi dice diverse cose, come quest'altra. Chi benedice il prossimo ad alta voce, di buon mattino, cancello non, sarà considerato come se lo maledicesse. È interessante questo passaggio, perché io dico, ma come? Se io prego per una persona di mattino, se io benedico una persona di mattina, deve essere considerato come se io lo maledicessi, ma non ci sta. Dov'è la contraddizione? Qui, secondo me, la conclusione è questa: non bisogna avere troppa fretta di porre tutti davanti a Dio. Bisogna mettere tutti i nostri amici, anche l'amico di tuo padre, davanti a Dio,
ma non bisogna avere troppa fretta, perché potremmo essere precipitosi per mettere davanti a Dio le persone. E allora capite un equilibrio, no? Io devo mettere tutti quelli che conosco davanti a Dio. La parola mi insegna a pregare per i miei governanti che io non conosco magari, e nello stesso tempo la parola mi dice di essere prudente. Questo senso della prudenza, della sapienza, dell'equilibrio è quello che io riesco a leggere in questi versetti. A proposito del versetto 5, comunque, torno un momentino indietro, meglio riprensione aperta che amore nascosto, voglio leggervi al capitolo 18 di Matteo, il versetto 15, siamo tornati indietro rispetto a questo passaggio. Il perdono delle offese: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato un fratello. Ecco, questo potrebbe essere un modo per, sto tornando indietro, no, del versetto, per leggere la questione relativa alla riprensione aperta. Meglio una riprensione aperta. Chiariamoci subito. Se qualcosa ti ha dato fastidio del mio comportamento, chiariscimelo, dimmelo subito, così che se io ho sbagliato ti devo dire perdonami, ho sbagliato, ma se io non ho sbagliato ti dirò guarda che non ho sbagliato, non volevo mancare nei confronti tuoi, volevo dirti soltanto questo, e così si chiarisce. E quindi sono tornato indietro, ecco, rispetto al passaggio che è invece quello del versetto 7. A proposito del versetto 7 invece, che è quello che abbiamo letto appunto, il versetto 7 dice chi sazio calpesta il favo di miele, Luca 15, 16, 17. Possiamo leggere Luca 15, 16, 17? Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli, con che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Vi rendete conto che il brano di riferimento è quello del giovane che ha dissipato tutti i suoi beni e che se n'è andato, e lui aveva tutto da suo padre e se n'è voluto andare. Ora, drammaticamente succede che qualcuno di noi ha tutto da Dio e preferisce seguire la strada che non è di Dio. Allora fa come quello che calpesta il favo di miele, fa come il figlio che se n'è andato, però il figlio prodigo è tornato, è vero? Va bene, andiamo ancora avanti e abbiamo appunto trovato questo: non abbandonare il tuo amico, non l'amico di tuo padre, e abbiamo trovato anche questo riferimento che mi fa riflettere del versetto 14, che lo leggo come vi ho sottolineato. Il versetto 22 mi dice: anche se tu pestassi lo stolto in un mortaio in mezzo al grano, con il pestello la sua follia non lo lascerebbe. E qui come possiamo collegare con tutto il resto? Io vedo che questo si collega con il tema della riprensione. Nel momento in cui tu riprendi una persona, e qualche volta potresti trovarti di fronte a una persona che è particolarmente ostinata e la sua follia, la sua oscillazione non lo lascia. E quindi abbiamo di fronte un soggetto che è veramente difficile, ma noi ugualmente dobbiamo cercare di recuperare sempre le persone con le quali ci troviamo in contatto. Il senso del porgere l'altra guancia io lo leggo così: mettere gli altri nella possibilità di riprendersi, di ricostruire se stessi. E quindi lo stolto può diventare saggio. Se la parola di Dio dice
che lo stolto è stolto, Dio ha diritto di dire nella sua parola che lo stolto è tale. Noi no. Nessuno di noi dica lui è uno stolto, lei è una stolta. Ci è scappato, è vero? Quando si dice che il giusto pecca 7 volte al giorno. Qualche volta è scappato a noi questo giudizio lapidario, questo qui è un idiota, questo qui è uno stupido. È scappato anche a noi questo linguaggio? C'è scappato. Non dovrebbe scappare, perché la parola di Dio ha ragione di dire tu sei uno stolto. Lo stolto ha detto in cuor suo Dio non c'è, il Salmo numero 1, no? Ma noi non abbiamo diritto a dire a nessuno questo qui è uno stolto, questo qui è uno stupido. Non dire racca al fratello, no? Sta scritto. E quindi questo versetto 22 mi fa venire in mente questo altro aspetto. Vado rapidamente al versetto 24 che mi colpisce perché rientra nell'ambito di quello che abbiamo detto prima all'inizio del nostro stare insieme. Proprio le ricchezze non durano sempre. Il fatto che le ricchezze non durano sempre noi lo sappiamo bene da ogni ambito, sto controllando l'orologio, da ogni ambito di riflessione anche tra persone normali, diciamo normali nel senso che vivono una vita normale di ogni giorno, intendo dire, si sa che le ricchezze non durano sempre. Allora, siccome tutti noi sappiamo, ebrei e samaritani, cristiani e democristiani, non ci sono più, va bene, tutte le persone del mondo, dalla Russia al Brasile, sanno che le ricchezze non durano sempre. Cristiani e non cristiani sanno che le ricchezze non durano sempre. Si comportino di conseguenza. Comportiamoci di conseguenza. Come? Sapere, essere consapevoli che le ricchezze non durano sempre. Anche se non è direttamente raccoglibile in questo ambito, voglio dirvi una cosa brevissima e conclusiva. Cristiani Online, che è una ricca testimonianza che invito anche ad ascoltare, recentemente, proprio questi giorni, ha raccontato la storia della pesca miracolosa. E la pesca miracolosa è una delle tante cose sorprendenti e bellissime che si leggono nella Bibbia. Sembra persino inutile dire che nella Bibbia ci sono delle cose bellissime, ma questo passaggio del Nuovo Testamento stupendo, noi lo sappiamo, c'è Pietro che dice: Signore, tutta la notte abbiamo pescato, non abbiamo raccolto niente, e lui dice: vai al largo, dice Gesù, vai al largo e pesca, e le loro reti si riempirono. Allora noi, dico questo perché le ricchezze non durano sempre, ma questa pesca miracolosa è una pesca che fa venire in mente che ci sono alcune ricchezze invece che durano sempre. Non quelle ricchezze lì, perché Pietro e gli altri pescarono e quel pesce lo mangiarono, lo vendettero, è finito, non c'è più. Invece la parola di Gesù Cristo è una ricchezza che dura sempre. E noi possiamo anche noi andare al largo e buttare le nostre reti e raccogliere questi pesci ricchissimi che lascia Gesù nella sua parola. Io mi soffermerei qui, se la regia mi dice che i tempi sono maturi perché appunto nell'ultima conduzione ho visto che sono stato un po' eccessivamente lungo nell'altro incontro di koinonia di cui sarà parlato. Così che ci fermiamo e ragioniamo tra noi in questo ambito. Ci fermiamo con una preghiera, se permettete conduco io. Lodate Signore, noi non vogliamo lodarci del domani, perché non sappiamo che cosa c'è. Signore, aiutaci a fare delle riprensioni giuste, con amore svelato e non nascosto, senza ipocrisie. Aiutaci a essere attenti nei confronti delle nostre ricchezze, non vogliamo sprecarle, non vogliamo accumularle, non vogliamo abbandonare gli amici,
vogliamo essere saggi, vogliamo benedire il nostro prossimo, Signore, e nello stesso tempo non avere troppa fretta di presentare le situazioni davanti a te. Vogliamo essere prudenti, Signore, come il libro dei Proverbi ci invita ad essere. Grazie, Signore, per lo Spirito Santo che aleggia sopra queste letture. Grazie, Signore, perché ci insegni anche che noi dobbiamo avere cura delle nostre mandrie. E le nostre mandrie, le nostre pecore sono delle anime, Signore, e noi dobbiamo avere cura della nostra anima prima di tutto e poi testimoniare anche, avere cura di quella di coloro che sono più vicini e anche magari, se è possibile, di coloro che sono più lontani. Signore, noi ti lodiamo perché tu attraverso la tua parola insegni ogni giorno pagine di saggezza. Benedici, Signore, questo nostro studio, questa nostra ricerca della tua verità, Signore. E sia benedetto il tuo nome, il nome del nostro Signore Gesù Cristo.